qui con noi Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia di Stato. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a lei dell'invito. Parlando delle vacanze di Natale in particolare, visto che lei è esperto di sicurezza, che consiglio ha per chi magari parte per le vacanze e quindi lascia la casa, come si può prevenire i furti? Beh, sono consigli che in questi anni, in questi giorni si ripete perché insomma ormai sappiamo benissimo che nel periodo natalizio e quello di Capodanno c'è un'attività insomma per chi può, ovviamente, perché ascoltando le notizie di prima i negozi così non sono pieni come gli altri anni, ma insomma degli alimentari sicuramente, i supermercati sicuramente stanno facendo i loro affari. Forse la gente pondera, direi, Tania, pondera dove spendere i soldi. Comunque, per venire a noi, sono delle giornate un po' particolari. La questura e chiaramente tutte le forze dell'ordine si stanno attivando con servizi particolari, con servizi straordinari per quanto riguarda il periodo e per quanto riguarda la vigilanza cittadina, soprattutto nel centro cittadino, oltre alla collaborazione che è nata alcuni anni fa con gli Steward e col comune di Pordenone, lo vediamo anche nella giornata insomma, più calde di sabato e domenica, la presenza degli Steward che ci danno veramente una mano. E quindi si ringrazia sempre la collaborazione con il Comune di Pordenone. Ma i consigli sono semplicissimi, fra qualche giorno innanzitutto chi può, chi avrà la fortuna ancora di ricevere una tredicesima, sa benissimo che per quanto riguarda le persone un po' più anziane, io consiglio sempre di essere accompagnati presso gli istituti bancari o le poste per non incorrere in qualche furbetto che vedendovi o vedendo la mamma, la nonna anziana ritirare delle somme di denaro, ahimè, magari con qualsiasi e banale scusa riescono ad avvicinarla e a sottrarre quella somma che tanto viene, ripeto, sospirata Certo. e in un qualche secondo viene sicuramente portata via, perché queste sono persone molto furbe, molto scaltre e quindi con qualsiasi scusa, banalissima scusa, riescono a avvicinarvi e sottrarvi tutto. Poi per chi si allontana invece dall'abitazione, se non c'è la necessità di uscire nelle ore diciamo serali, è chiaro che essere a casa nelle ore serali è un aiuto insomma, per chi dovrà un deterrente chiaramente per chi insomma, è intenzionato a entrarvi. Però la solita norma è quella di lasciare qualche luce accesa della casa, ahimè sono aumentate le bollette, però una luce, una lampada a LED, insomma, che potrebbe e diventa un deterrente. Poi quest'anno Diciamo abbiamo... scoraggia il malvivente certo, a poi fare quest'anno abbiamo la ingresso. sfortuna che qualche sindaco si è inventato il forte risparmio cittadino spegnendo tutte le luci e questo ahimè, è un incentivo invece contrario per il delinquente a entrare nell'abitazione, perché senza luce, vie coperte, vie spente, qui possiamo entrare e non ci vede nessuno. Ecco, non è che noi abbiamo una macchina dei carabinieri della polizia a ogni via, no? Questa è l'utopia che dico sempre. E quindi questo purtroppo, questo forte risparmio ha inciso e incide sui furti negli appartamenti come tanti anni fa. Altra situazione è chiaro quella, ripeto, di non far entrare nessuno nelle proprie abitazioni, cioè mi rivolgo alle persone più anziane, se
chi suona il campanello non è una persona super conosciuta, il vicino di casa, il figlio, il genero o chi per esso, evitate di far entrare persone strane in casa. Anche perché abbiamo avuto casi di persone che vengono dentro con una scusa, siamo dell'Enel, le truffe dell'anno, no? Possiamo chiamarle, entrano dentro, dobbiamo controllare il contatore, la luce, siamo a ispezionare, siamo dell'ASL, dobbiamo ispezionare i soldi che ha perché sono contaminati. Certo. Nessuno viene a fare queste cose. Se ci fosse il personale nessuno verrebbe, ma non avremo neanche il personale, come quello di non aprire neanche, se vedete, uno delle forze dell'ordine in divisa, perché se non l'avete chiamato voi, la persona in divisa non viene a suonarvi il campanello, quindi se chiamate vengono, se non chiamate vuol dire che qualcosa di strano c'è. Ed eventualmente, concludo, se vedete qualcuno, chiamate il 112, è il numero unico, e chiedete: ma c'è qualcuno che sta suonando la mia abitazione? Sì? No? Ecco, queste sono quelle piccole accortezze insomma, della evitare. nonna, dico io, perché Certo. insomma quella della luce, quella del controllo del vicinato sono sempre quelle che funzionano meglio, soprattutto, ripeto, in un periodo di crisi sotto l'aspetto di personale delle forze dell'ordine. Credo che il controllo del vicinato sia una buona soluzione. Vedete una cosa strana nella vostra via, una macchina abbandonata lì, chiamate. Grazie a Raffaele Padrone per il suo contributo di questa sera e la aspettiamo come sempre anche la settimana prossima. Grazie. Per farvi gli auguri, senz'altro. Grazie a voi. Un uomo anziano è rimasto ustionato nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Dignano per causa in corso di accertamento. Mentre si trovava accanto a un caminetto è stato raggiunto accidentalmente dalle fiamme.